Siamo alla vigilia di Piazza di Siena e il mondo dell'equitazione è in fermento. E noi, oltre alla vetrina romana che vi proporremo nei prossimi giorni, vi offriamo anche questo ricco antipasto rappresentato dal concorso internazionale 3 Stelle di Pontedera. Un cordiale saluto da Tommaso Mecarozzi, gentili telespettatori. Le immagini che vedete si riferiscono al centro ippico Lo Scoiattolo, Valdera Equitazione. Siamo in Toscana, a Pontedera, provincia di Pisa. Abbiamo detto ricco antipasto in vista di Piazza di Siena? Sì, perché oltre ai 30.000 euro del montepremi, questo gran premio è qualificante per i prossimi mondiali che ci saranno a settembre e per il campionato d'Europa 2007. Nutrito il lotto tra cavalieri e amazzoni azzurre, ben 73, folta anche la rappresentanza straniera, 9 nazioni, Arabia Saudita, Brasile, Belgio, Germania, Israele, Liechtenstein, Slovenia, Olanda e Svizzera. Con le immagini siamo già nella parte finale della prima manche, noi approfittiamo per ringraziare Sabino Bilanzuoli che cura la parte tecnica di questa telecronaca. Abbiamo detto parte finale della prima manche, c'è Karin Hengemann-Hernsting su Oscar, mentre già in zona seconda manche si sono qualificati Matteo Fantozzi, Peter Baltwis, Thomas Batliner, Leon Fabrice, Sebastian Haas, Giampiero Carta, Giuseppe Rolli e Tim Hoster. Quindi dura la concorrenza per i nostri azzurri nella seconda manche. Intanto andiamo a vedere quello che succede in campo ostacoli. Per quello che riguarda il percorso, ebbene, sia la prima che la seconda manche disegnate da un maestro quale Uliano Bezzani. Prima manche che stiamo seguendo, mentre intanto qui c'è l'errore della Amazzone tedesca. Velocità 400 metri al minuto, 550 metri la lunghezza. Il tempo consentito 83 secondi, tempo limite 166 secondi, totale di 12 ostacoli, tra cui alcuni particolarmente impegnativi. Abbiamo visto anche una riviera che crea qualche difficoltà. Qui andiamo con il replay a vedere le parti più importanti dell'azione di Karin Ernsting Engemann, la Amazzone tedesca su Oscar, elemento olandese, mentre la sua prova non si è conclusa nel migliore dei modi. Siamo qui insieme con il cavaliere inglese Jackson Reed Stevenson su Rolex, elemento inglese classe 1998. Siamo proprio di fronte agli ultimi binomi della prima manche. Vi abbiamo già dato conto di chi ritroveremo nella seconda, cioè quella che poi in realtà vale per la vittoria finale. Fuori dalla seconda manche Karin Ernsting Engemann, vediamo come si comporta Jackson Reed Stephenson. Anche per lui abbiamo visto in precedenza il classico ripasso del percorso ostacoli prima di passare davanti alla fotocellula che dà il via ufficialmente al tempo, anche se noi non abbiamo il riferimento immediato con l'aiuto della grafica. Per ora abbastanza preciso anche qui su quel passaggio di sentiero. Ricordiamo che l'altezza massima è 1,50 m. Qui riesce a venir via abbastanza bene quella gabbia che poteva procurare qualche difficoltà. Qui invece arriva l'errore, quindi arrivano anche le conseguenti penalità per Jackson Reed Stevenson, che poi comunque continua a cercare il giusto ritmo. Siamo oramai nella parte conclusiva della sua performance. Quello era l'ostacolo numero 10, passaggio di sentiero più verticale, che andavano a comporre una gabbia, 1,45 m l'altezza in entrata, 1,50 m quella in uscita, poi la riviera e infine il verticale in uscita dal percorso. Prestazione condita da penalità, ma soprattutto il tempo non è stato particolarmente buono.
Jackson Reed Stevenson difficilmente riuscirà ad entrare nell'otto dei migliori che avranno il diritto di accesso alla seconda manche. Adesso è la volta di Ignaz Philips su Felimo, elemento tedesco del 1998, mentre invece qui siamo di fronte a un cavaliere belga. Potrebbe anche scapparci una buona performance per lui. Vediamo come si comporta. Qui per ora è partito abbastanza bene. Oppa, anche lì bene su quella croce. E poi l'ostacolo che era costato la penalità a Jackson Reed Stevenson. Per lui la penalità arriva dopo, però sembra abbastanza veloce, quindi forse all'interno dell'otto di coloro i quali hanno commesso penalità, se non ne commette più e riesce a rimanere su questi ritmi, potrebbe anche qualificarsi per la seconda manche, via anche da quella gabbia. Due verticali e passaggio di sentiero affrontate bene, poi vediamo ora come si comporta nella parte conclusiva del percorso, mentre avete visto transitare già Ulrike Heinig. Intanto però bene Ignaz Philips, che adesso vedete sta cercando di forzare il più possibile. Non si è alzata la bandiera rossa del giudice alla riviera, quindi tutto bene, non ha commesso altre penalità, e con quello che potrebbe essere un tempone potremmo ritrovare Ignaz Philips alla seconda manche. Qui vediamo come vada a cercare il giusto tempo di battuta per poi lasciarsi andare, anche se questo è proprio l'ostacolo nel quale ha commesso la penalità, che potrebbe costare cara, anche se è davvero bravo dal punto di vista della velocità il binomio che abbiamo appena visto. Qui intanto Ulrike Heinig, amazzone tedesca, binomio interamente tedesco perché il cavallo è Cogito, classe 1996, mentre per quello che riguarda Ulrike Heinig per ora la prova non è cominciata male. 491 nel ranking mondiale. Impegnata quest'anno già a Modena, Cervia e poi in 2 concorsi in Belgio in apertura di stagione. Lì le immagini non ci hanno fornito la giusta inquadratura, però per capire se ha commesso penalità o meno Ulrike Heinig, anche se per quello che la riguarda anche qui il ritmo continua ad essere piuttosto buono. Percorso impegnativo quello disegnato da Uliano Vezzani, a parte i primi ostacoli di assaggio, poi difficoltà e asperità disseminate un po' ovunque, ma vista l'importanza anche per la qualificazione ai mondiali europei di questo Gran Premio, non può essere che così. Intanto Ulrike Heinig sta per rientrare nella zona box e qui rivediamo che Cogito H riuscito comunque a dare una bella soddisfazione ad Ulrike Heinig, anche perché è arrivata la comunicazione ufficiale di coloro i quali si sono qualificati per la seconda manche e quindi siamo pronti a seguirla insieme con voi, anche perché ci sono ben 3 portacolori italiani e nell'ordine noi andiamo a seguire quella che sarà la manche decisiva.